Chiedere aiuto è un atto di coraggio. Per me coraggio vuol dire partire dal proprio paese d'origine e andare in un altro paese. Vorrei avere il coraggio di difendermi dalle offese altrui. Anche chiedere aiuto è un atto di coraggio. Il coraggio declinato nelle sue mille sfumature, trasformato in queste frasi mostrate durante l'incontro conclusivo del percorso che ha coinvolto gli studenti delle scuole moglianesi. Un'iniziativa che nasce nell'ambito del progetto Mediazione avviato dopo il Covid a Mogliano e fortemente voluto dall'amministrazione comunale per dare una prima risposta al disagio mostrato da alcuni giovani, anche giovanissimi, coinvolti in episodi di violenza. Abbiamo ritenuto doveroso da parte nostra prendere la situazione in mano e cercare di proporre qualcosa di alternativo, e oggi, l'esperienza di oggi è il frutto di un percorso ormai di 2 anni che ha portato davvero beneficio ai ragazzi. Grazie al lavoro di docenti ed educatori, i ragazzi hanno potuto riflettere sulle loro paure e sul coraggio. Ci vuole coraggio a parlare con i ragazzi, penso che ci voglia più coraggio ad ascoltarli, nel senso tante volte è difficile ascoltarli e riuscire a capire quello che ci stanno dicendo. Un percorso che ha portato al bando comunale Centra il coraggio con l'obiettivo, che ha visto i vincitori partecipare a 3 workshop e ad un'esperienza residenziale estiva che ha portato i ragazzi ad uscire di casa e a condividere la quotidianità ed esperienze sul territorio con coetanei che non conoscevano. Per me ci è voluto coraggio a dire di sì, a accettare di stare fuori 3 giorni e 2 notti. Ci vuole coraggio perché magari per alcune persone è la prima volta passare comunque 2 notti fuori casa, magari non sa cosa si prova. E il coraggio è stato anche al centro della chiacchierata tra i ragazzi e Federico e Maurizio, artisti del Circo Patuff, al termine del loro spettacolo. Il coraggio dobbiamo averlo tutti, ma sempre pensando in un futuro, perciò sicuramente è importante che tutti siamo un po' uniti per questa cosa. Una prima iniziativa destinata a fare da apripista ad altri progetti rivolti ai ragazzi. Ma che è un punto di partenza per ragionare su altro, e è ferma intenzione mia poter avere i ragazzi con me per pensarla insieme.